ci vogliono far passare paurosi e chiudere le porte. Siamo stati anche noi immigranti e noi non abbiamo paura, siamo un popolo accogliente. Certo, vogliamo il rispetto delle regole e vogliamo che il fenomeno sia governato. Coraggio non è solo un sentimento, il coraggio è azione, l'azione, la scelta che hanno i tantissimi imprenditori. Guardate, noi siamo la più grande e forte e bella regione d'Italia, non ci manca niente. Senz'altro da parte nostra ci sarà un'attenzione e una volontà di far uscire una legislazione che sia veramente una legislazione europea. Alessandra è una a cui piace ascoltare, piace sentire i veneti, i problemi dei veneti, i nostri problemi, quello che noi vogliamo da lei quando sarà presidente della nostra regione. Per noi il turismo è fonte di occupazione, di crescita e di sviluppo. Penso che uno dei punti centrali sia quello proprio della tutela dell'ambiente, della cura. Io tornerò a festeggiare e a brindare con voi. Ciao, ciao. Sono convinta che tutto il sistema sanitario veneto vada riorganizzato, credo che non si possa riorganizzarlo mantenendo la stessa dirigenza e quindi con me Mantoan non avrà ruoli. Ma mia moglie ha mai detto di no. Avanti! Me ne frego delle poltrone dei direttori generali. Voglio guardare ad una sanità che torni ad essere efficiente e di qualità per tutti, non solo per chi può pagarsi la visita specialistica dal miglior dottore. Andate a chiedere ad una donna che ha in carico un malato di SLA, neanche le carrozzine gli danno. Chi vuole questo vota Zaia. Io più di così non potevo fare. Cerchiamo di andare oltre alle piccole cose e guardiamo alle grandi cose, che la sfida davanti è grande. Io voglio portare il Veneto in Europa, voglio un Veneto forte che torni ad essere autorevole e credibile anche nei confronti del nostro governo, che è il nostro governo.